tragedia stamane lungo la A4 tra Meolo e Roncade. Nello scontro tra un furgone e un camion ha perso la vita un 48enne milanese al volante del primo mezzo. 20 anni di Zero Branco investito la notte scorsa lungo la Romea a Mira. L'auto dopo l'incidente fugge senza prestare soccorso al giovane, ora in gravi condizioni. Dopo poche ore i carabinieri fermano il pirata. Rubano il trolley, il campionario l'oreografo vicentino e scappano. Inseguiti dalla polizia fuggono tra sensi unici, marciapiedi e auto in corsa. La nuova legge sulla legittima difesa potrebbe avere conseguenze immediate in Veneto, a partire dal processo al commerciante di Legnaro Walter Unichini, condannato in primo grado per aver sparato ad un ladro. Montagna devastata dal maltempo, primi aiuti in arrivo dalla Regione Veneto attraverso 2 provvedimenti approvati in mattinata a Palazzo Ferrofini. Il Vescovo di Venezia risponde al parroco padovano che aveva detto che è ipocrita fare il presepe se non si accolgono i migranti, è segno universale d'amore, dice Monsignor Moraglia. L'assessore Elena Donazzan torna sulle polemiche dei giorni scorsi in merito a presepi e canzoni di Natale nelle scuole. Nessun fedele di religioni diverse da quella cattolica, spiega, si è mai mostrato offeso o contrariato. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati in apertura. Dunque la cronaca con 2 gravi incidenti avvenuti lungo le nostre strade, il più grave è quello che si è registrato questa mattina lungo la A4 in direzione Trieste tra Meolo e Roncade. Nello scontro tra 2 mezzi ha perso la vita un 48enne milanese. Un tamponamento tra un camion e un furgoncino è costato la vita al conducente del mezzo leggero. È successo verso le 8:30 lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Porto Gruaro e Meolo davanti all'area di sosta di Roncade in direzione Trieste. I vigili del fuoco sono accorsi poco dopo con 2 squadre provenienti da Mestre per mettere in sicurezza i veicoli e con loro il personale del 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente a Milano. L'autostrada non è stata chiusa, ma solamente la corsia di marcia. Sul posto è giunto anche il personale di Autovie Venete e la polizia stradale. Accade dopo un altro incidente avvenuto la sera prima verso le 18 quando un furgone si è schiantato contro un tir, sempre sulla A4. Il conducente del furgone, dopo aver passato lo svincolo di San Stino, stava proseguendo in direzione Trieste. Non si sarebbe accorto del mezzo pesante che lo precedeva, fermo per le lunghe code, incastrandosi sotto il pianale del tir. Sul posto i vigili del fuoco di Porto Gruaro, Mestre, San Donà e Motta con i sanitari del 118, gli ausiliari del traffico e la polizia stradale di San Donà. Il conducente del furgone è stato estratto con difficoltà dalle lamiere dei vigili del fuoco dopo quasi un'ora di delicatissimo lavoro ed è stato portato all'ospedale. Pirata della strada investe un 20enne a Mira lungo la Romea e poi fugge. Poche ore dopo i carabinieri lo rintracciano. Non ci hanno messo molto i carabinieri per risalire al pirata della strada che questa notte verso l'1:40 lungo la Romea ad Ogaletto di Mira, all'altezza dell'area commerciale Lando, ha investito un 20enne di origine marocchina residente a Zero Branco. Si tratta di un romeno 23enne residente a Campagnalupia. Il giovane stava attraversando in quest'incrocio quando l'auto proveniente da Chioggia l'ha travolto in pieno, poi il conducente è fuggito. Il 20enne è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale. Quando è stato colpito l'auto viaggiava a forte velocità e il 23enne ha proseguito la corsa senza fermarsi né prestare soccorso. I carabinieri intervenuti dopo il 118, chiamato da alcuni automobilisti che hanno visto il 20enne sulla strada, hanno iniziato a ricostruire la vicenda fino a raggiungere l'abitazione del pirata. In garage c'era l'auto completamente sfondata nella parte anteriore. Paraurti, cofano e parabrezza avevano i segni inequivocabili dell'urto. Il romeno ha ammesso la propria responsabilità, giustificandosi di essersi allontanato perché spaventato. È stato denunciato per una serie di gravi violazioni penali, l'auto sequestrata e la patente ritirata. Intanto il rapporto dell'ACI parla di morti per incidenti stradali in Veneto in diminuzione. Principale imputata la distrazione causata da telefonini, ma l'appello dell'ACI è forte, serve un'immediata manutenzione delle strade.
Il calo è netto e costante, anche se minore rispetto a quello programmato. Diminuiscono i morti sulle strade, sono stati 301 in Veneto nel 2017, 46 in provincia di Padova. Un dato positivo, ma la strada è lunga. Positivo, ma non come tutti ci aspettiamo, nel senso che c'è stato nuovamente un calo di incidenti e di morti, però sono sempre troppi. Non è la velocità la causa principale degli incidenti, 7 su 10 sono dovuti alla distrazione da telefonino, al mancato rispetto delle distanze di sicurezza e dei segnali, ma il dito degli addetti ai lavori è puntato anche contro le infrastrutture. Sono 10 anni che non vengono fatte le manutenzioni ordinarie e straordinarie. C'è bisogno veramente di un grande sforzo per i prossimi anni, molto impegnativo, ma se non si fa veramente vedremo compromesso la nostra rete viaria, soprattutto quella provinciale e regionale. Al Veneto servono subito più di 350 milioni di euro per manutenzioni ordinarie e straordinarie. A Padova un inizio di lavoro c'è stato. Noi abbiamo investito come amministrazione, ricordo, 17 milioni di euro, per cui stiamo facendo grossi lavori sulle strade e continueremo anche il prossimo anno. Per quanto riguarda anche l'illuminazione, abbiamo concordato da poco, l'altro giorno, con ERA, che l'Arcella sarà illuminata a LED. C'è poi il parco auto, 7 su 10 sono da Euro 0 e Euro 4, non dotate dei nuovi sistemi di guida assistita che in molti casi salvano la vita. Gli incidenti sono un problema sociale, per questo sono fondamentali prevenzione e informazione. Io ripeto sempre, quando si sale in auto bisogna pensare che stiamo guidando un'arma, okay? Quindi dobbiamo concentrarsi in quello che facciamo e stare molto attenti. Rubano il trolley col campionario di un orafo vicentino, bottino 30.000 euro. La polizia li intercetta, i banditi iniziano una folle fuga nel quartiere Anconetta. Salgono sui marciapiedi, infilano sensi unici, contromano, speronano altre auto e scatenano il panico tra i passanti costretti a lanciarsi per non essere investiti. Alla fine i malviventi abbandonano la macchina lasciando la valigetta vuota. Sotto il sedile sono state ritrovate 7 placche d'oro per un valore di 6.000 euro. La nuova legge sulla legittima difesa potrebbe avere conseguenze immediate anche in Veneto, a partire dal processo al commerciante di Legnaro Walter Onichini, condannato in primo grado per aver sparato ad un ladro. Se la nuova legge sulla legittima difesa ha acceso un po' ovunque un vivace dibattito politico, tra chi segue con particolare attenzione l'evolversi dei lavori parlamentari c'è anche un avvocato padovano. Ernesto De Toni è il difensore di Walter Onichini, macellaio di Legnaro, condannato in primo grado a 4 anni e 11 mesi per tentato omicidio. Il 22 luglio del 2013 Onichini sparò 2 colpi con il suo fucile a pompa dopo aver sorpreso un ladro nel giardino di casa. Il suo è uno dei casi che ha contribuito ad alimentare le spinte ad una riforma della legittima difesa, ma quanto la nuova legge potrebbe cambiare l'esito del processo fissato ad aprile alla Corte d'Appello di Venezia? Entra proprio nel merito della difesa del signor Onichini questa legge, perché permette sempre l'uso delle armi di difesa quando c'è una violazione di domicilio. Mentre prima doveva essere comunque proporzionata. Se rimane così la legge come è stata proposta e come è in discussione, la parola sempre che va a sostituire, che va ad aggiungere la descrizione della condotta che non viene più punita, a questo punto vedremo che cosa succede, però la parola sempre che viene aggiunta sicuramente va a sistemare delle questioni che sono sul tavolo delle valutazioni discrezionali dei giudici. La nuova legge sulla legittima difesa potrebbe dunque cambiare il corso del processo a Walter Onichini. Si è fatto l'opinione che ci siano i tempi tecnici perché la legge possa entrare in vigore quando il processo è ancora in corso. Non ho smesso di farmi opinioni sul tempi delle leggi da sempre, perché veramente quando c'è la volontà politica sostenuta dal movimento popolare, questa è una legge che mi sembra molto sentita, che dopo sia giusta o sbagliata non sta certo a me dirlo. Quando c'è la volontà politica si fa tutto in un attimo, se questa volontà politica manca non si arriva mai a niente.
Paradossale, così il sindaco di Treviso Mario Conte sul caso dei vigili, degli agenti di polizia locale che rischiano ora di essere denunciati da un accattone molesto arrestato quando ancora il decreto Salvini non era entrato in vigore. Il reato quindi non esisteva. I paradossi tutti all'italiana. Per fortuna oggi è subentrato il decreto Salvini che metterà fine a queste ingiustizie, al contrario. Perché casi come quello del giovane accattone 19enne arrestato dai vigili urbani in Piazza Duomo con addosso circa 300 euro in monetine e che ora potrebbe rivalersi contro la polizia locale sono inaccettabili per il sindaco Mario Conte. Se il decreto sicurezza ora convertito in legge prevede il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio con tanto di arresto, sequestro dei proventi e ammenda salata, l'azione dei vigili, avvenuta a normativa non ancora in vigore, ha fatto sì che il giudice non abbia convalidato il provvedimento e si possa prefigurare da parte degli agenti, oltre alla restituzione delle monetine, un abuso d'ufficio. Addirittura gli agenti di polizia municipale rischiano di essere le vittime di questa azione, atta invece a garantire la sicurezza e il decoro della nostra città. Quindi massima solidarietà nei confronti dei nostri 2 agenti di polizia locale. Comune dunque pronto a schierarsi al fianco dei suoi agenti in attesa che sempre dal Ministero dell'Interno arrivino risposte anche sulla legittimazione del ruolo dei vigili come forza di polizia. Quanto all'accattonaggio molesto, Cassugana non fa passi indietro, anche perché quello delle feste è un periodo particolarmente a rischio. Come abbiamo già messo in campo nei mesi precedenti, ci sarà un'azione molto forte legata a questa lotta contro l'accattonaggio. Continueremo in questa direzione, consapevoli di avere ulteriori strumenti dati appunto da questo decreto Salvini che finalmente metterà fine a quelle ingiustizie che rischiamo di vedere con vittime i nostri agenti di polizia locale. Parliamo adesso dell'ondata di maltempo di un mese fa che ha investito soprattutto la montagna bellunese, perché è stato convocato per venerdì 7 dicembre alle 11:30 presso il Ministero dello Sviluppo Economico la prima riunione del tavolo tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei boschi colpiti dalle calamità lo scorso 29 ottobre in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. L'obiettivo dell'incontro, spiega una nota che si terrà alla presenza dei ministri Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro, sarà quello di individuare azioni di supporto a favore dei territori colpiti dal maltempo che ha provocato ingenti danni al patrimonio forestale italiano. E a proposito di maltempo, arrivano i primi aiuti per la montagna dalla Regione Veneto attraverso 2 provvedimenti approvati in mattinata a Palazzo Ferrofini. La Regione ha attivato un fondo da 15 milioni di euro per la sostituzione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita e innevamento delle zone montane del Veneto, in gran parte colpite dalla catastrofe del 29 ottobre. Le risorse previste da un emendamento alla legge di bilancio del capogruppo leghista Nicola Finco permetteranno di rendere più moderne le strutture esistenti, ma anche di crearne di nuove. Con un ulteriore emendamento presentato dall'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato sono stati messi a disposizione altri 17 milioni sotto forma di agevolazioni ai finanziamenti richiesti dalle imprese colpite. Cosa significa? Che una volta si prestavano dei soldi ma una piccola parte di tasso andava restituito, ora invece il tasso è 0, si prestano 200.000 euro, tornano indietro 200.000 euro. E l'altro intervento invece riguarda la liquidità, cioè è possibile finanziare non soltanto investimenti, cioè imprese che devono fare degli investimenti, ma imprese invece che hanno problemi di liquidità, che è esattamente quello che chiedono coloro i quali in questo momento imprese stanno operando sul mercato ma hanno difficoltà di avere denaro fresco. Medico in servizio in una struttura accreditata con l'ULSS 2 marca trevigiana, dirotta una paziente in una clinica privata di Modena in cui lui stesso lavora per operarsi di calcoli. Apriti il cielo, l'azienda sanitaria ha fatto partire la diffida, se lo rifarà rischia la rimozione. Medico in servizio in una struttura convenzionata dell'ULSS 2 indirizza una paziente, una 71enne di Mogliano Veneto, a una clinica privata fuori regione per curarsi i calcoli. Il caso, finito sul tavolo del direttore generale Francesco Benazzi, rischia ora di avere pesanti conseguenze sul professionista, lo specialista in urologia Andrea Fandella. È lo stesso Benazzi a spiegare l'accaduto, non nascondendo l'irritazione per un episodio giudicato gravissimo. È successo che una signora che doveva fare una visita di controllo urologica per problemi calcolosi renale
è andata al centro accreditato con noi e il medico che era in questo centro, invece di mandare la signora alle nostre strutture che sono preparate, danno risposte in tempi corretti, a fare un intervento ancora di pulizia dei calcoli a livello veterale, ha sostanzialmente detto al paziente di andare a Modena dove lavora lui e quindi ha diretto un paziente, cosa che non può fare, per cui lo abbiamo diretto. La prossima volta che farà questo chiederemo la sua rimozione dalla struttura. Infatti si sono verificati il 3 novembre, la reazione dell'US è stata immediata, perché un paziente non dirottato. Non va dirottato perché intanto siamo un sistema sanitario nazionale e regionale, noi dobbiamo dare delle risposte ai cittadini. Fortunatamente il nostro reparto di urologia, il dottor Macatrozzo, ha dato risposta immediata, ha sentito la signora e verrà operata a gennaio. E quindi queste cose sono contro la deontologia professionale, quello che ha fatto ovviamente questo collega all'interno di quel centro accreditato. Torniamo a parlare delle polemiche sui presepi, risposta al prete Padovano che chiedeva ai suoi concittadini di non fare il presepe per rispetto dei poveri e dei migranti e perché ormai diventato segno di ipocrisia, arriva dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Senza citare direttamente la vicenda, il patriarca ha spiegato a Radio Vaticana l'importanza dei simboli cristiani. Certamente bisogna dire no all'ipocrisia, ha invitato Monsignor Moraglia, ma non può essere il presepe a rimetterci per colpa di alcuni atteggiamenti sbagliati. Il presepe, ha continuato Monsignor Moraglia, deve diventare un'occasione non per fare polemiche, ma per gustare una lezione di vera umanità, perché rappresenta l'amore universale per tutti. E sulle polemiche è intervenuto anche l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che ha spiegato come nessuno straniero finora si sia mai lamentato di presepi o canzoni di Natale. Da 13 anni invio lettere a Natale per chiedere che si ricordi, che si celebri, che si facciano le recite, le cose più belle che abbiamo tutti respirato all'interno della scuola. Nessuna comunità di stranieri qui in Veneto, e men che meno quelle diciamo più ortodosse in termini religiosi, diverse dalla nostra, mi ha chiesto mai di soprassedere, anzi invitano a rispettare le nostre tradizioni. Nessun fedele di religioni diverse da quella cattolica si è mai mostrato offeso o contrariato dal presepe o da recite e canti natalizi nelle scuole venete. A farlo presente l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che ha ricoperto la carica per gli ultimi 13 anni senza mai ricevere una sola segnalazione in merito. È quindi tempo di sfatare questo falso mito. Invita: i nemici del Natale cristiano non sono gli stranieri né i fedeli di altre religioni. Da dove arriva allora tutto questo odio ideologico? Probabilmente proprio dall'ideologia, cioè da quelli che a tutti i costi vogliono negare radici, tradizioni e anche spiritualità. Aggiungo anche che mi fa tristezza pensare che qualcuno, un insegnante in particolare, possa non pensare che il presepe invece è una buonissima forma di integrazione, di conoscenza della nostra cultura e anche della nostra religione. Ben 546 scuole, informa Donazzan, hanno concorso al bando indetto dalla Regione che concede 250 euro agli istituti per realizzare il presepe. Un simbolo che ha valore anche al di là del culto, sostiene l'assessore, come modello di rispetto della tradizione nella quale viviamo, anche per chi proviene da altre parti del mondo o professa un'altra religione. Mi sono commossa come tutti all'azione di quella bimba di 10 anni che ha detto: ma come la canzone di Natale prevede la parola Gesù, perché non possiamo dirla? I bambini sono più puri e anche più intelligenti di molti di noi. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare della raccolta fondi benefica di Natale lanciata dagli alpini di Vicenza per aiutare l'altopiano devastato dalle calamità di fine ottobre. Gli alpini si mobilitano per le feste di Natale. Noi alpini di solito siamo sempre in prima linea quando succedono queste disgrazie ad aiutare. La fanfara storica in veste ufficiale percorrerà le vie del centro città il prossimo 8 e 22 dicembre suonando arie natalizie. Un vero e proprio corteo della stella con un preciso obiettivo benefico. Faremo questo giro per una raccolta fondi per aiutare il nostro altopiano che è stato, appunto, sapete tutti, devastato da quello che è successo. Le nostre squadre di protezione civile alpina
alle 2 dopo mezzanotte erano già a Feltre. Il Consiglio di sezione deciderà di devolvere tutto quello che verrà raccolto per la prossima piantumazione dove c'erano i vecchi alberi. Verrà proposto un repertorio musicale tradizionale che donerà alla città una calda atmosfera di festa. È annunciata anche qualche sorpresa e per ottenere lo scopo prefisso gli alpini hanno chiesto la collaborazione di tutti. Vedete qua la cassettina indicativa della sezione degli alpini con il piccolo manifesto dove c'è anche l'IBAN e potete versare anche direttamente alla sezione. Ecco, questo sarà esposta in tutti i bar che hanno aderito, tutti i commercianti che hanno aderito. Ecco, io vi raccomando di essere generosi perché tutto va a buon fine, insomma. Ecco, grazie. A proposito di Natale, torna la nostra rubrica di Antena 3 dedicata ai presepi. Inviateci le vostre immagini o segnalateci le vostre creazioni. Le nostre telecamere verranno nelle vostre case a riprendere i presepi che avete realizzato. Potete farlo chiamandoci o inviandoci direttamente i filmati al numero, all'indirizzo mail che vedete in sovraimpressione. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, questa sera parleremo di Antenna 3, del programma La Zanzega che torna a partire da domani sera sulla nostra emittente. Lo faremo insieme al presentatore Lele Marcassa, al suo amico, al suo co-conduttore Ivo Gallo, e poi non mancherà anche una sorpresa nel corso della trasmissione. È davvero tutto, vi lascio previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Peggiora il tempo con qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con piogge sparse al mattino, possibili soprattutto sui settori montuosi. Col passare delle ore la situazione andrà via via migliorando, con tempo più asciutto, ma comunque nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 8 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo moderatamente instabile. Sulla nostra regione infatti il cielo risulterà coperto, con precipitazioni frequenti al mattino in via di esaurimento già a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e non si esclude qualche rovescio a carattere sparso nella prima parte della giornata, ma anche in questo caso andrà via via migliorando, con fenomeni in cessazione nel pomeriggio e maggiore soleggiamento. Temperature minime tra 1 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.